Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Crisi idrica, torna in piazza a Palermo la Coldiretti, dal pomeriggio presidio a oltranza davanti a Palazzo d'Orléans. Gli agricoltori, basta raccogliere acqua dalle autobotti e alle fontane. Siccità, rischia di scomparire il più grande lago vicino alla costa della Sicilia, il Biviere di Gela, conseguenza 1 tonnellata di pesci morti, solo in parte rimossi. Le acque rimaste sono di colore verde torbido. Al via, restate in allerta, un SOS telefonico della CGIL di Catania per denunciare violazioni dell'ordinanza della Regione che vieta il lavoro nei cantieri nelle giornate troppo calde. Catania fatica a liberarsi dalla cenere dell'Etna che ha invaso strade e marciapiedi, continua lo spazzamento, ma ora a preoccupare sono anche i tanti tombini ostruiti. Ricordati a Palermo Rocco Chinici e le altre vittime della strage mafiosa di via Pipitone Federico 41 anni fa. Fondamentale ancora oggi il contributo del magistrato nella lotta a una mafia sempre più globalizzata. I turisti di Malta più vicini alla Sicilia. In catamarano adesso si attracca a Marina di Ragusa, un collegamento utile pure per chi si sposta per lavoro. Estate alla moda a Catania, al Casale dell'Arte, sfilata con 60 abiti ispirati allo stile di Roberto Cavalli, al suono delle canzoni più belle di Amy Winehouse. Calciomercato, Brunori resta al Palermo, lo conferma lui stesso attraverso i canali ufficiali del club. Il Catania deve cedere prima di concretizzare gli ultimi colpi in entrata. Bentrovati. Siccità e crisi idrica continuano ad affliggere la Sicilia. Torna in piazza a Palermo la Coldiretti, che dal pomeriggio inizierà un presidio a oltranza davanti a Palazzo d'Orléans. Marco Gullà. Piazza Indipendenza a Palermo sarà il teatro della nuova protesta della Coldiretti. Le cause sono la crisi idrica, la siccità e il piano di contenimento della fauna selvatica. Centinaia di agricoltori staranno giorno e notte davanti Palazzo d'Orléans perché gli interventi indispensabili già approvati dal presidente Renato Schifani dopo la grande manifestazione del 28 maggio scorso, ad eccezione del voucher fieno, non sono state ancora attuati. Quel che preoccupa principalmente è la crisi idrica strettamente legata alla siccità. La domanda principale che gli agricoltori si pongono è: di chi è la responsabilità della grave emergenza che attanaglia la Sicilia? Nella politica dello scaricabarile non c'è ancora una risposta, ma è ovvio che la siccità va fronteggiata nei mesi autunnali e invernali e non in piena estate. Nel frattempo la crisi idrica mette in ginocchio l'isola, dalle autobotti ai cittadini che raccolgono acqua nelle fontane, cartoline di una crisi annunciata e che rischia di far scappare tantissimi turisti in una stagione fondamentale per la Sicilia. Una situazione che potrebbe diventare ancora più calda nei prossimi mesi se continueranno ovviamente a mancare le piogge. Agricoltori e non solo sono sul piede di guerra e il presidio che avrà inizio nel pomeriggio è già un segnale inequivocabile. Al lago Biviere, a Gela, nuova moria di pesci di grosse dimensioni. ARPA e ASP, le aziende preposte, hanno rimosso in parte almeno le carcasse e prelevato alcuni campioni di acqua del lago che da settimane è diventata verde torbido. Gerry Italia. Il Biviere sta morendo lentamente. Da mesi ormai la crisi idrica sta amplificando gli effetti dell'inquinamento delle acque, il livello del lago scende e gli inquinanti presenti nell'acqua si concentrano maggiormente, creando una sorta di camera a gas nell'ecosistema. Appena qualche giorno fa si è registrata l'ennesima moria di pesci, circa 1 tonnellata di esemplari di grosse dimensioni sono stati ritrovati sulla superficie del lago della riserva naturale. E così il Biviere è chiuso al pubblico da più di una settimana in via precauzionale per proteggere la salute pubblica. La siccità di questi mesi sta peggiorando ulteriormente la situazione, ad oggi l'acqua non arriva più né da Ragoleto né dal bacino del Disueri. I livelli del lago sono molto più bassi. Al momento la situazione non è come a Pergusa, ma se si andrà avanti a questo ritmo le conseguenze rischiano di diventare molto gravi, con danni ambientali enormi. Se non si risolve il problema strutturale di avere acqua dal Ragoleto in maniera strutturale, non ci sarà più un lago Biviere. Questo deve essere chiaro, noi l'abbiamo scritto in tante salse, ma dopo questa siccità significa, se il prossimo anno non piove oppure non scende acqua dal Monacella, perché non scenderà perché lì ne raccoglie poco,
significa che il lago si prosciugherà definitivamente. Il lago adesso va tutelato e mantenuto sui livelli necessari per la salvaguardia di un ecosistema oggi assai fragile. Grosso incendio a Messina nel quartiere CEP. Il rogo, divampato alle 10, sta coinvolgendo baracche e casette di legno. Da ore, come vedete, sono al lavoro i vigili del fuoco di Messina, che tra l'altro hanno fatto allontanare alcuni cavalli dalla zona per evitare il loro avvelenamento da fumo. Qui Messina, quartiere CEP. Catania, al via, restate in allerta. Un SOS telefonico della CGIL per denunciare violazioni dell'ordinanza della Regione che vieta il lavoro nei cantieri nelle giornate troppo calde. Giusy Lazzara. Buongiorno, questo è il servizio, restate in allerta dalle ore 9 alle ore 17. Questo è l'SOS telefonico attivo da oggi fino al 31 agosto della Fillea CGIL di Catania. Il presidio è destinato ai lavoratori impegnati nei cantieri sotto il sole rovente che mettono a repentaglio la propria salute. Adesso si può denunciare restando in anonimato e segnalare le condizioni difficili di lavoro. Uno strumento per combattere anche la violazione della recente ordinanza del presidente della regione Schifani che vieta le attività lavorative all'aperto dalle 12.30 alle 16. Già dal lancio da venerdì scorso sono cominciate ad arrivare le prime telefonate, quindi è un servizio che i lavoratori attendevano. Noi contatteremo l'azienda per far fermare l'attività, qualora questo non dovesse avvenire potremo tranquillamente contattare quelli che sono le forze dell'ordine addette. La tutela della salute e della sicurezza nel lavoro non deve mancare, dice la CGIL, soprattutto d'estate, quando i già pochi controlli degli ispettori diminuiranno per il personale in ferie. Sempre a Catania, coraggioso atto in difesa della legalità di due clienti di un negozio di via Oliveto Scamacca che hanno bloccato un 28enne che insieme con un complice, che è riuscito a fuggire, aveva tentato di rapinare merce per 14.000 euro tra telefonini, cellulari, orologi. Il malavitoso, trattenuto dagli avventori, è stato arrestato con l'accusa di rapina aggravata. Catania intanto fa fatica a liberarsi della cenere vulcanica che ha invaso strade e marciapiedi, continua lo spazzamento, ma a preoccupare ora sono anche i tanti tombini ostruiti per il pericolo allagamenti quando arriverà la pioggia. Adelaide Barbagallo. Cosa accadrà a Catania alle prime piogge? Lo stato di molti tombini è questo: sono totalmente ostruiti dalla cenere vulcanica. Dove e come defluirà l'acqua? Quale altra emergenza dovrà vivere la città? La sabbia nera continua ad annerire strade e marciapiedi. Lo spazzamento dalle 22 alle 4 del mattino continua, ma i risultati in molti quartieri sono questi. In via Plebiscito la spazzatrice è da poche ore passata, ma le aree dove parcheggiano le auto sono ancora pieni di cenere che il primo vento porterà altrove, vanificando quel che è stato fatto. Va un po' meglio in Corso Italia e viale Regina Margherita. Inutile dirlo, e lo precisa anche il direttore della Gema, in certe strade si dovrà tornare ancora ed ancora, ma intanto si va lì dove i cumuli non sono stati per niente rimossi. Ci sono interi quartieri, tra questi Canalicchio e Barriera, che ancora attendono. Sono 30 le spazzatrici impegnate, ma si deve pensare anche allo spazzamento ordinario per portare via carte e rifiuti dalle strade nei cui marciapiedi giacciono ancora sacchi pieni di cenere vulcanica. Per il sole e il troppo tempo lasciati all'aperto, molti si sono rotti. Risultato? Anche se il marciapiede era stato ripulito, si ritrova di nuovo pieno di cenere. L'amministrazione comunale chiede maggiori impegni e collaborazione ai cittadini, ma questi ultimi si sentono spesso beffati da cartelli di divieto sosta per poi verificare che, nonostante non abbiano parcheggiato nelle aree indicate, queste sono tali e quali al giorno precedente. 41 anni fa la strage di via Pipitone Federico a Palermo, in cui hanno perso la vita il giudice Chinnici e altre 3 persone. Fondamentale ancora oggi il contributo del magistrato nella lotta a una mafia sempre più globalizzata. Lorena Dolci.
Le sue intuizioni hanno minato dall'interno Cosa Nostra. Senza Rocco Chinnici non ci sarebbe mai stato il pool antimafia, neppure le indagini finanziarie. I mafiosi compresero bene la minaccia rappresentata dal capo dell'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo e decisero di eliminarlo. Era il 29 luglio del 1983, 41 anni fa, quando una 126 verde imbottita di tritolo esplose al passaggio dell'alfetta blindata del giudice. Nell'esplosione persero la vita, oltre a Rocco Chinnici, il maresciallo Mario Trapassi, l'appuntato Salvatore Bartolotta e il portiere dello stabile Stefano Lisacchi. Ad azionare il telecomando il boss di Resuttana Antonio Madonia. Palermo, Misilmeri, Partanna e anche Pavia ricordano l'attentato con una serie di appuntamenti. A Palermo, nel luogo della strage, deposte corone di fiori alla presenza, fra gli altri, della figlia Caterina, europarlamentare di Forza Italia. Le sue innovazioni, all'epoca forse non del tutto comprese, oggi sono patrimonio invece della legislazione europea, e mi riferisco alla cooperazione giudiziaria e delle forze di polizia, lo scambio di informazioni, le misure patrimoniali. Rocco Chinnici diede un contributo importante alla legge Rognoni da Torre sulle misure patrimoniali, sulla confisca, sulla introdurre l'articolo 416 bis del codice penale, cioè l'associazione a delinquere di stampo mafioso. E devo dire che nei 10 anni che ho trascorso al Parlamento europeo e nei prossimi 5 anni io ho portato avanti questo lavoro. Ma Rocco Chinnici era sensibile anche al piano culturale. Lavoro e cultura, diceva, sono le armi più efficaci per combattere la mafia. Truffe agli anziani. L'ultimo caso a Menfi, vittima una pensionata truffata da un sedicente maresciallo dei carabinieri che le diceva che la figlia aveva causato un gravissimo incidente stradale, un modus operandi che falleva sull'emotività degli anziani. Ecco come difendersi. Lorena Dolci. Il figlio che ha avuto un incidente, la macchina senza documenti, il nipote che ha investito una donna incinta. Situazioni di pericolo, di imminente arresto, un dramma evitabile con la consegna di denaro o gioielli. La casistica delle truffe varia, ma ruota attorno a casi simili. Tutte le truffe si basano principalmente sull'emotività della vittima. Quindi la prima leva sull'emotività è il coinvolgimento di un familiare, di un parente, di un proprio caro. Tutte le storie che vengono raccontate, quindi tutto il canovaccio che viene presentato alla vittima, può cambiare nei dettagli, può cambiare di caso in caso, ma si muoverà sempre su dei punti fermi. Ad aggravare la situazione è la circostanza che spesso il truffatore si presenta come un esponente delle forze dell'ordine e in pochi minuti si materializza davanti alla porta di casa. La sorpresa arriva subito dopo, lasciando la vittima con un danno economico ma anche psicologico. L'anziano o comunque la vittima che subisce la truffa realizza nel momento stesso in cui la subisce di non essere più in grado di badare a se stesso. E questo è il vero problema che nasconde questo tipo di truffa. Ogni estate carabinieri e polizia diffondono vademecum per mettere in guardia soprattutto gli anziani dalle truffe. Il consiglio fondamentale è questo. Al minimo dubbio, chiamare il 112. Sempre più critica la condizione delle carceri siciliane. Il presidente Mattarella chiede che non diventino luoghi dove si perde la speranza, ma intanto l'ultimo drammatico caso è al Malaspina di Palermo con i giovani detenuti senza cure mediche. Giusy Lazzara. Sempre più critica la situazione nelle carceri italiane per i suicidi, il sovraffollamento che ha raggiunto il 130%, la mancanza di cure mediche. Un monito arrivato dal Presidente della Repubblica Mattarella nel ribadire che il carcere non può essere un luogo dove si perde la speranza e non va trasformato in palestra criminale. L'ultimo caso di una condizione che diventa sempre più esplosiva al Malaspina, all'Istituto Penale per Minori di Palermo. Qui le condizioni sono critiche, con 29 minori detenuti, 20 italiani e 9 stranieri. Segnaliamo anche al Malaspina un incremento incredibile di ingressi. L'altro giorno ho incontrato un giovane minorenne che da quasi 2 mesi ha un problema grave alla bocca, nel senso che ha un ascesso, ma ha preoccupazione perché quando aveva 9 anni questo ragazzo ha avuto un tumore che si è curato per 5 anni. Ha tolto quasi tutti i denti e adesso è preoccupato
perché potrebbe esserci qualche cosa di grave, ma pensiamo a un ragazzo in una cella da solo a sbattersi la testa al muro per quello che ha. Morire di carcere è la maratona oratoria delle associazioni forense siciliane e dei garanti, che fanno tappa davanti agli istituti penitenziari per sensibilizzare la società civile. La provincia di Ragusa ancora più vicina a Malta. Con decreto regionale il porto di Marina di Ragusa si trasforma in scalo turistico, oltre che per i passeggeri naturalmente. Superate le prove di attracco, è pronto adesso ad accogliere il catamarano della compagnia di navigazione Ragusa Express. Veronica Barbarino. Ospiterà circa 400 passeggeri e collegherà Marina di Ragusa all'isola di Malta. Il presidente della regione Schifani, infatti, ha firmato il relativo decreto che permette di trasformare il porto ragusano da solo turistico a turistico passeggeri. Questo importante passaggio darà il via a una delle idee di Paul Gauci, il magnate che ha acquisito le quote di maggioranza della società che gestisce il porto, ovvero quella di collegare la frazione marinara di Ragusa all'isola di Malta con un catamarano. Lo stesso imprenditore inoltre ha creato la compagnia di navigazione Ragusa Express, che con i propri mezzi permetterà di raggiungere le due isole in meno di un'ora. Il catamarano battente a bandiera maltese nel gennaio scorso superò con successo le prove d'attracco proprio al porto di Marina. Insomma, a breve ci saranno interessanti novità, senza tralasciare quelle a livello strutturale, per offrire una stazione di partenza e arrivo, allocare gli uffici dogana e polizia di frontiera. Just Amy, a Catania, una serata evento per ricordare due grandi artisti scomparsi, la cantante Amy Winehouse e lo stilista Roberto Cavalli, il servizio di Adelaide Barbagallo. La sfilata con 60 abiti ispirati dallo stile di Roberto Cavalli e la riproposizione delle canzoni più belle di Amy Winehouse. Al Casale dell'Arte di Catania la serata evento affidata alla direzione artistica di Liliana Nigro, docente all'Accademia di Belle Arti, che ha coinvolto le sue giovani allieve per celebrare due grandi artisti. Come si parla di due artisti che non ci sono più? Con le creazioni, perché è inutile parlare della persona, la cosa importante è parlare proprio del momento della creatività e quindi di quello che hanno fatto. Titolo della serata Just Amy, e proprio alla complessità e fragilità dell'artista assieme all'estro creativo di Cavalli si è ispirata. Molti gli artisti coinvolti che hanno proposto la loro arte, dal body painting al canto, alle diverse installazioni, sino alla musica che valorizza il territorio. Facciamo la nostra pausa, tra poco il calciomercato con Brunori che rompe il silenzio e conferma la sua permanenza al Palermo, ma anche le novità di giornata nelle trattative estive. State con noi, vi aspettiamo. Al calcio, Matteo Brunori rompe il silenzio e afferma: c'è stata un'incomprensione, resto al Palermo, passo indietro del capitano rosanero e permanenza blindata. Marco Gullà. Io sono fiero di indossare questa maglia, di fare il capitano e di essere entrato nella storia di questo grande club. Una dichiarazione di pace, di tregua. Matteo Brunori resta a Palermo, giura fedeltà ai colori rosanero e prova a chiarire cosa è successo in questi ultimi mesi. A Venezia evidentemente mi sono espresso male. Il mio intento era far passare il messaggio che comunque ci vuole equilibrio, sia quando le cose vanno bene e andranno bene, sia quando le cose vanno meno bene, di avere un equilibrio e di non esaltarsi nel momento di gioia e non deprimersi nel momento magari di delusione. Il Palermo sicuramente andrà in Serie A, è solo questione di tempo. Pace quindi fatta. Brunori, che aveva comunque chiesto la cessione, ha fatto più di un passo indietro, anche perché di offerte concrete dalla Serie A non ne sono arrivate, e allora rimanere a Palermo era l'unica soluzione appagante. Rosanero che intanto, dopo la vittoria sull'Leicester per 1-0 in amichevole, proseguono la preparazione a Manchester. Sabato altra amichevole contro l'Oxford City a concludere la fase 2 del ritiro, poi sarà il momento di preparare gli impegni ufficiali, come quello di domenica 11 agosto a Parma in Coppa Italia. Mercato a breve l'ufficialità dell'ingaggio di Apois dal Nantes.
Resi noti orari e date delle prime 7 giornate di campionato in C sul mercato, il Catania deve sfoltire prima di andare deciso su alcuni giocatori già individuati. Movimenti anche per Messina e Trapani. Marco Carri. La Lega ha comunicato orario e date delle prime 7 giornate del campionato di Serie C. Il Catania esordisce sabato 24 agosto alle 18 a Potenza col Sorrento. La prima in casa lunedì 2 settembre nel posticipo delle 20:45 con il Benevento. Mercato, chiaro il quadro del futuro per quanto riguarda gli acquisti, ci saranno 6 nuovi innesti e un gruppo di 24 giocatori. Ma prima va sfoltito l'organico perché il ritiro sono troppi e il Catania lamenta difficoltà nel trovare gli accordi con molti dei procuratori che rappresentano i giocatori che non fanno più parte del progetto. Visto il gran numero di tesserati che è cresciuto dopo il mercato di riparazione di gennaio, il club si potrebbe ritrovare a dover investire una parte del monte ingaggi per liberarsi dei giocatori che non rientrano nei piani fra commissioni e buonuscite. Sugli arrivi, che come detto si sbloccheranno dopo alcune cessioni, Gomez in attacco sembra il più vicino, anche se bisogna limare qualcosa. Interessano da tempo Merol e Lescano. Redan non è facile, ma è un giocatore che piace, così come Golemic, ma non è detto che il Vicenza se ne privi. Welbeck lascerà il club, Ladinetti fra Pontedere Dentella, Marsura verso Ascoli. Per sabato con la Carrarese non facile il recupero di D'Andrea, più di 3.000 gli abbonamenti già staccati. In casa Messina domani scade la deadline stabilita per la trattativa col gruppo americano, difficile che si arrivi ad un accordo. Nel frattempo Franco ha richieste dal Monopoli. Rizzo si allena in gruppo, così come Lia, che dovrebbe sottoscrivere il contratto a breve. La stessa cosa dovrebbero fare il difensore Marino e il centrocampista Garofalo. Il Trapani, sconfitto in amichevole dalla Pianese per 1-0, è premiato per il mercato già fatto. Quasi 2.000 le tessere staccate nella campagna abbonamenti. Marsico, che i Granata avevano prelevato alcune settimane fa dall'Ocriva alla Fidelissandria, mentre il Trapani chiude il ritiro di Cascia, riprenderà a Troina dal 1 di agosto. La gestione dell'emergenza idrica non si fa d'estate quando manca l'acqua. A parlare e a dirlo non è un pericoloso avversario delle nostre istituzioni, è il nuovo capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, il quale poi aggiunge i possibili rimedi che qui da noi però sembrano miraggi. La prima cosa da fare, raccomanda Ciciliano, è evitare le perdite o perlomeno ridurle e quindi riparare la rete. Perché non lo si è fatto, chiediamo noi? Perché non lo si fa? Perché non si agisce subito, ad esempio, a Pantano d'Arci, che produce 3.000 litri al secondo e li disperde in mare? È veramente inammissibile, per questo intendiamo vigilare senza sosta, perché qualcosa di serio, fino a che qualcosa di serio non si muova, ma davvero, e continueremo a battere su questi 2 punti, le cose che si potrebbero fare non si fanno, e secondo, per responsabilità di chi? Anche per non consentire che quelle di Ciciliano rimangano belle parole ma solo auspici, e cioè, come ha detto lui, la Sicilia e i siciliani non saranno lasciati soli. Ci fermiamo qui, TG Sicilia torna alle 20, grazie e buon pomeriggio.